Un appuntamento importante annuale dopo 3 anni di seguito, a dimostrazione di come il Consorzio dei Vini Valpolicella abbia portato qui all'attenzione della Regione Veneto lo straordinario lavoro, puntualizzandolo poi in un report molto significativo, molto importante, che dimostra quanto lavoro ci sia dietro grazie ai nostri straordinari produttori che sono riusciti in questi decenni a fare un vino di eccellenza, un vino di qualità conosciuto in tutto il mondo, e anche queste nuove sfide, no, della versatilità nel riuscire ad abbinare territori diversi dal punto di vista enogastronomico è una sfida importante, cioè quella di portare qui a Venezia l'abbinamento con il famoso cicchetto di pesce veneziano insieme al Valpolicella portato a temperatura più fredda, a dimostrazione di come questo vino riesca davvero a incontrare i gusti e soprattutto anche gli abbinamenti significativi. Quindi un'operazione culturale, un'operazione che ci consente oggi di dimostrare come la cultura contadina nostra si sia evoluta in maniera straordinaria con gli investimenti nell'innovazione, nella tecnologia, ma anche in quell'operazione fondamentale che è quella della tutela che sta facendo da tanti anni il nostro consorzio, a dimostrazione della protezione che bisogna sempre tenere alta nei nostri prodotti, anche nei confronti di chi tenta di attaccare inesorabilmente i nostri prodotti proprio perché sono prodotti di qualità, sono buoni. Noi abbiamo una storia che dobbiamo difendere perché ne va della cultura del nostro paese, ne va dell'importante lavoro dei nostri agricoltori produttori, ma soprattutto ne va anche di un patrimonio straordinario che è quello del nostro comparto vitivinicolo veronese, in questo caso oggi del Valpolicella. Mi auguro che la candidatura del riconoscimento del patrimonio UNESCO del immateriale oggi possa portare davvero tutti insieme a un risultato da raggiungere, perché sarebbe un riconoscimento importantissimo non solo per il territorio, non solo per la storia della nostra Valpolicella, di Verona, del Veneto e dell'Italia, ma sarebbe indubbiamente un'iniezione di forza ai nostri produttori, soprattutto alle future generazioni che si stanno avvicinando e ci stanno credendo, e quindi noi abbiamo il dovere istituzionale di cogliere ogni occasione, di stare al loro fianco e di arrivare insieme a rendere ancora più importante e più significativo il territorio della Valpolicella e il vino straordinario che è il vino Valpolicella. Valpolicella oggi compie 100 anni, quindi facciamo le congratulazioni. È un territorio che è stupendo sia per le produzioni ma anche per ciò che rappresenta in termini di identità, arte, cultura, natura, quindi un punto importante di attrattività turistica. Ecco, il legame tra l'enogastronomia e il turismo secondo me diventa fondamentale per poter comunicare meglio tutto ciò che sappiamo fare, compreso il fatto che tra un po' questo territorio sarà anche riconosciuto nell'appassimento delle uve come patrimonio UNESCO. I numeri di denominazione sono estremamente importanti, parliamo da circa 65 milioni le bottiglie prodotte nelle diverse referenze, 700 milioni è il valore del vino prodotto su 8.600 ettari di vigneto nei 19 comuni a nord del capoluogo Verona, quindi un territorio estremamente importante, e possiamo qua definire che dal punto di vista economico è la denominazione di vini rossi più importante d'Italia. Ricordiamoli però i 5 atleti della squadra. Sono in ordine, chiamiamolo così, di gradazione: il Valpolicella Superiore, il Valpolicella Ripasso, il Recioto e l'Amarone, dove il Recioto è il vino più importante dal punto di vista anche storico, più importante della denominazione, ne parla nel 400 Cassiodoro, e questo ci ha dato l'opportunità di presentare la nostra candidatura immateriale all'UNESCO del rito della messa a riposo. Noi speriamo che tutto possa andare per il meglio. L'epilogo sarà la presentazione da parte dell'Italia entro marzo 26 a Parigi.